Uno più brevilineo e sfuggente, l'altro più piazzato e di maggiore fisicità. Nicolò Marciano e Diego Traunini in un certo senso rappresentano appieno le caratteristiche di Vigor Perconti e Novator Tre Teste e, come le due squadre, hanno in comune la fame di gol e di vittoria. Marciano, ex di turno contro il rossoblù, viene da 10 gol realizzati in 6 gare giocate, Traunini invece si è sbloccato più tardi, ma arriva all'incontro con 5 gol nelle ultime 3. Durante la gara abbiamo cercato di seguirli da vicino ed abbiamo notato che già nel riscaldamento i due avevano il piede caldo. Marciano prima sbaglia una conclusione, poi la piazza sotto all'incrocio. Qualche problema tra il 9 della Tortre ed un guanto che non vuole venir via, poi 2 palloni messi in fondo al sacco. Alla prima palla toccata, Traunini riceve subito il benvenuto di Margheri. L'attaccante non fa una piega e si rialza. Anche Marciano va giù al primo tocco, ma in area di rigore non arrivano proteste. Entrambi parlano poco, meno di quanto si muovono, come è giusto che sia. E mentre Diego parte spesso da posizione più arretrata per avere un po' di libertà, Nicolò viene costantemente seguito dalla propria ombra, che in questo caso si chiama Andrea Iaconello. Se c'è qualcuno che ha seguito l'attaccante blaugrana, ma io dalla nostra telecamera, è sicuramente lui. La palla passa da un 9 all'altro quando su questo, pallone perso da Traunini, c'è il tiro di Civitan, dalla cui respinta Marciano cerca l'acrobazia senza impantare bene, un pallone complicatissimo da prendere. Poco più tardi, su un calcio d'angolo, Marciano va a difendere sul primo palo, che è peraltro l'unico modo di allontanarsi da Iaconello. È lui a spazzare via il pallone, mentre Traunini va giù, ancora una volta senza fare un fiato, come poco prima, sul contrasto aereo con Greco. Poi Marciano cerca un'altra girata al volo, questa volta un po' troppo pretenziosa, senza ottenere l'esito sperato. Nulla di fatto nel primo tempo, via con il secondo. Nella ripresa Traunini sembra aver voglia di dire la sua. Prima guadagna un corner sulla marcatura di Greco. Sullo stesso poi è lui che va a staccare, parata facile per in giugno. In una ripartenza guadagna fallo su Margheri ed ancora una volta non si scompone. Quindi, poco più tardi, in una mischia nella propria area, si incontra con Marciano, malcapitato, in mezzo ad una foresta di avversari nel tentativo di cercare spazio. Verso il quarto d'ora scocca il suo ultimo tiro, prima di uscire dal campo per lasciare posto a Fraioli. Resta nel rettangolo verde, invece, Marciano, con Iaconello sempre incollato come un francobollo. Nel finale arriva la svolta, Galasso conquista un penalty e Marciano festeggia con Pugioni. Poi, parlando con Civitan, indica il 4, sarà lo specialista Serrao, infatti, ad andare dal dischetto. Serrao non sbaglia, Nicolò festeggia insieme ai compagni ed è tra i primi poi a tornare verso il centrocampo, voglioso di realizzare quanto prima il raddoppio. Pochi minuti dopo, però, esce anche lui per Calcabrini. Né Nicolò né Diego hanno lasciato il segno in questa sfida, ma lo spettacolo deve ancora cominciare, perché, seppur con i due in panchina, al 31esimo succede questo. Traunini va ad esultare nella mischia, poi si prende Rizzo da parte, l'autore del gol, e lo abbraccia. Una pacca a Proromo e ritorna in panchina, di tutt'altro umore, nella sua panchina invece, Marciano, che può solo guardare. Poco prima del triplice fischio, Traunini si lascia andare ai primi sorrisi della sua mattinata. Al termine della gara, i due non si incrociano, salutano avversari e compagni prima di rientrare negli spogliatoi. Vigor Tre Teste termina 1-1, Marciano Traunini 0-0, tutto rinviato alla gara di ritorno.